Buonasera a tutti, oggi è mercoledì 3 ottobre e con oggi sono 132 giorni che trascorro su questa gru, la gru Ursus, la gru galleggiante, ormeggiata nel porto di Trieste. Ecco, come sapete, oggi a Trieste ci sono stati diversi temporali anche di una certa intensità. Aspettate che mi regolo meglio. Ecco. E, e quindi purtroppo faccio questo video così tardi proprio perché ho perso un po' di tempo a cercare di salvarmi la pelle e di non bagnarmi troppo, cosa che raramente mi riesce su questa gru durante un temporale. Anche questa volta purtroppo mi sono bagnato completamente e per fortuna che degli amici mi hanno portato dei vestiti asciutti, così adesso posso fare questo video. Che però vorrei dedicarlo a Rai 1, visto che di recente si sono occupati della mia vicenda e che davvero ringrazio di cuore. E quindi è un video di aggiornamento su quello che è successo di recente e quello che sta succedendo sulla Gru Ursus. Ecco, e dico subito che non ho ricevuto nessuna risposta da parte della prefettura di Trieste all'email che ho inviato per chiedere di spostare appunto quel famoso incontro che ci doveva essere in prefettura col ministro Patuanelli, poiché io non mi sono assolutamente rifiutato di incontrare il ministro, ci mancherebbe altro. Oltretutto io conosco abbastanza bene Patuanelli, non dico che sia un mio amico, ma insomma sicuramente abbiamo un rapporto amichevole e di stima e di rispetto reciproco. Oltretutto Stefano si è occupato diverse volte della mia vicenda, la conosce anche abbastanza bene, per cui sa bene con chi abbiamo a che fare, no? Ecco, per cui non credo che lui si sia stupito di questa mia richiesta appunto di spostare l'incontro, no? Visto che bisognava dare almeno il tempo tecnico per il mio avvocato che sta in Puglia, Rodolfo Barsi, di venire a Trieste, insomma, voglio dire, e mi sembra veramente il minimo. E anche il tempo tecnico per gli attori di questo tavolo di poter mettere giù qualcosa di serio, di concreto e risolutivo per questa vicenda. Insomma, il dottor Roccattagliata e il prefetto Valerio Valenti non potevano certo pretendere che in 24 ore corressero tutti quanti con la soluzione in tasca, no? Quindi mi sembrava veramente il minimo sindacale che dare a tutti quanti il tempo tecnico per poter fare le cose in maniera seria e ripeto concreta e definitiva, no? E quindi mi aspettavo un mail di risposta che per il momento ancora non è arrivata. E a dire il vero, mi aspettavo anche una telefonata da Stefano Patuanelli, ehm, perché lui come me sa benissimo chi sono queste persone, no? E quindi lui sapeva benissimo che io non mi sarei fidato di certo della telefonata di Urlo Catagliata la cui serietà e credibilità è meno di zero, no? Ed un tavolo organizzato appunto
da questi attori qua. Quindi mi aspettavo come minimo una telefonata da Stefano per farmi capire cosa stava succedendo, no? Io oltretutto in questi anni di battaglie ho parlato per telefono con diversi ministri, no? Che mi hanno telefonato in queste situazioni così, diciamo, estreme, no? Ed erano dei perfetti sconosciuti, per cui insomma come minimo mi aspettavo una telefonata da Stefano che oltretutto, come ho detto, conosco bene, ma veramente da tanti anni. Eh, e questo però non è avvenuto. Io l'ho interpretato un po' come se lui mi volesse dire stai attento, non scendere perché questi qua ti fanno il pacco e il contropacco. E quindi va da sé che non potevo scendere in un clima così di questo tipo, così teso e così di poca fiducia e credibilità di queste istituzioni. Ricordo che il sindaco Roberto Di Piazza è colui che ha fatto precipitare questa situazione, trascinando me su questa gru. E devo dire che anche questo prefetto ci ha messo anche del suo, no? Il sindaco è quello che mi ha fatto fare un progetto su una location che doveva servire appunto per compensare alla perdita e ai danni che aveva fatto la sua amministrazione e mi aveva fatto appunto fare questo progetto su una location che non era però neppure delle pertinenze del comune, cioè per capirci meglio non era del comune e quindi oltre il danno, no? Oltre avermi fatto trascinato per anni in questa veramente via crucis, in questa odissea, e in ultimo si è divertito anche così a farmi fare un progetto su qualcosa che non era del comune. Ecco, questo era l'aiuto che voleva dare Roberto Di Piazza. E, l'altro attore, il prefetto Valerio Valento, che ricordo è colui che invece ci ha messo 43 giorni per fare una telefonata al sindaco per appunto riportarlo all'ordine ai suoi impegni. E Valerio Valenti aveva ereditato da poco questa situazione dall'ex prefetto Anna Paola Porzio, che aveva cercato fino all'ultimo di creare appunto questo tavolo tecnico con il sindaco, il presidente della regione Fedriga, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei Ministri Zoccano, per appunto fare questo tavolo, ma il sindaco, nonostante avesse dato la sua disponibilità a questo tavolo che appunto doveva servire a chiudere questa vicenda, e non si sa come e non si sa perché si glissava sempre, procrastinava, trovava sempre qualche scusa per rimandare, e sta di fatto che poi questa cosa è finita nelle mani dell'attuale prefetto Valerio Valenti, che però non è stato proprio minimamente in grado di gestire, e questo mi pare abbastanza evidente. 43 giorni per fare una telefonata in un clima così già teso, e oltretutto era stato sensibilizzato non solo dal sottoscritto, ma allertato e sensibilizzato anche dalla questura di Trieste, che gli ha cercato di far capire che la situazione era già a nervi scoperti, e che questo sindaco aveva già fatto una porcata pazzesca, che bisognava insomma vedere di chiudere questa vicenda una volta e per tutte, con qualcosa di risolutivo per il sottoscritto, e di muoversi anche. E invece questo prefetto ci ha messo 43 giorni solo per fare una telefonata, creando ovviamente un clima ancora più teso di sfiducia, no? Di queste istituzioni, no? Ovviamente. E l'altro personaggio
e il suo vice, il dottor Roccatagliata, che ricordo che è quello che è il primo attore istituzionale con cui io mi interfacciavo in questi anni, al quale chiedevo disperatamente di muoversi, di fare qualcosa, di sensibilizzare il governo, il sindaco, perché cioè, mi stavano portando via la mia unica impresa, fonte di vita, di reddito, anni e anni di lavoro, di sacrifici, no? E lui invece mi rispondeva sempre con il mantra degli emigranti, che avevano questa urgenza degli emigranti, che c'era questa cosa, questa priorità continua degli emigranti, 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 ed era pazzesco. Cioè, immaginate voi, in una situazione come la mia, sentirsi dire sempre prima gli emigranti, no? Sembrava in effetti che fosse l'unica occupazione di questa prefettura, che vedete qui proprio davanti ai miei occhi. È pazzesco, perché questi mi vedono tutti i giorni, cioè, sotto i temporali, i fulmini, le situazioni più estreme, e continuano a fare questo, dare dimostrazione di tutto questo schifo, no? Ehm, ehm, Però questo è successo, è accaduto veramente, è pazzesco, surreale. eh, Non ci sono, veramente non ci sono parole, ma è così è. Di tutto questo ovviamente, come ho detto, è tutto documentato e provato, perché oltre a esserci delle registrazioni schiaccianti, ci sono anche le testimonianze di persone autorevoli che hanno assistito a questa situazione così raccapricciante. Io adesso, chiaramente mi aspetto che Stefano Patuanelli mi chiami e mi faccia capire cosa sta succedendo, cosa vuole fare il governo. Io mi aspetto come minimo che il governo a questo punto si muova, non so, mandi un commissario straordinario per questa città, che riporti all'ordine, alla serietà, all'etica, alla moralità questa città, che veramente più in basso non poteva scendere, e che trovino una soluzione il più presto possibile per questa vicenda, perché qui, come vedete, ogni giorno che passa la situazione si fa veramente sempre più difficile, comincia a fare freddo, e diventa tutto sempre più pericoloso. Ecco, adesso io la fiducia di queste persone ovviamente è sotto le scarpe, no? Abbiamo capito e visto tutti che questi non sono solo persone malvagie, ma anche stupide, no? E questo fa anche più paura, per come stanno gestendo la situazione. E più paura della malvagità, e la malvagità sommata alla stupidità, che fa ancora più paura, perché visto come sono stati incapaci di gestire fin dall'inizio una vicenda che poteva essere risolta tranquillamente, l'hanno fatta veramente, l'hanno resa veramente una fiera degli orrori, e ogni giorno sono riusciti a fare un po' peggio, e fa paura, perché chissà dove saranno capaci di trascinare tutta questa storia, no? E, era ovvio che quando mi ha chiamato il dottor Roccatagliata l'altro giorno, questa corri corri corri, vieni giù che c'è il ministro, era evidente che l'unica cosa a cui erano interessati e si preoccupavano era quello di salvare i loro sederi e le loro poltrone, visto che è chiaro che se succede una disgrazia, Dio non voglia, e facciamo anche tutti i dovuti scongiuri, dovesse succedere una disgrazia qua sopra, io sono sicuramente un uomo morto,
loro avrebbero veramente dei casini infiniti, no? E anche un bambino lo capirebbe, insomma, che l'unica loro preoccupazione era quella di salvare i loro sederi, no? E, e niente, rimango in attesa appunto di una risposta da parte di questa prefettura, ma ancora di più rimango in attesa di una chiamata di Patuanelli per farmi capire che cosa sta succedendo e quali sono le reali intenzioni di questo governo e del suo ministero riguardo a questa situazione. Ecco, tutto qui. Buona serata a tutti e crociamo le dita.